Buongiorno Italia. Oh, se ti consiglio l'area sosta camper di Valvasone, guarda un mocca del Van Life mentre ti dico se ti consiglio. Certo, è una meta molto famosa perché adesso lascia stare che la bellezza di quello che dopo ti racconto, bla 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 bla, e porta anche a pazienza che mi sono appena tirato su dal letto, quindi devo ancora imparare a usare le parole. Ma è in un punto strategico del Friuli dove tu sei, tra virgolette, obbligato a passare per Valvasone, cioè proprio in mezzo, hai capito? È proprio un punto centrale dove quasi tutti passano, hai capito? Al carico, lo scarico, alla corrente è tutto gratuito. Davanti, guarda, i tavoli da picnic, un parco bellissimo. Subito dopo il parco c'è il borgo di Valvasone, che è veramente uno dei borghi più belli d'Italia. Non il più bello, e non tra i più belli, però veramente uno dei borghi più belli d'Italia, che purtroppo sai è un cartello che mettono ovunque, quello dei borghi più belli d'Italia. Strano come nel 2025 ancora non si sia capita l'importanza della vegetazione. Per vegetazione intendo gli alberi che fa ombra. Certo, è vero, sono stati fatti e pubblicati numerosi e secondo me relativamente inutili in quanto ovvi studi scientifici in merito, non gli si è mai data la giusta importanza, e è questo che è preoccupante, questo che è strano. Cioè non percepisci la differenza quando vai in un posto o anche in una strada protetta dall'ombra degli alberi piuttosto che un posto dove c'è solo il cemento. Cioè anche nella stessa città o a una città di distanza percepisci una differenza di temperatura e comfort, anzi benessere, no comfort, che non siamo in Inghilterra, siamo a Valvasone in provincia di Pordenone. Incredibile. Se sei in giro per Valvasone, nota i murales, praticamente ha messo sto Cristo che le ladri farà pittima del continuo perché si è fatta sto taglietta a gamba. Cioè io tutti là tranquilli e lui che gli dice guarda qua, guarda che mi sono tagliato, e tu guarda che abbiamo la rappresentazione del Cristo che gli indica e giudica la gamba, il taglietto sua gamba. Occhio che bei postesini che te portiamo ragazzo, stai attento fra un po'. Ah bello, non mi ricordo se c'ero già stato oppure no, forse no. Allora il parcheggio ti costa 10 bomboloni, non puoi aprire il tendalino e via discorrendo, però è vicino come posteggio a questo famoso torrente Palar. Da avere sempre in camper, e scarpette da scoglio, un costume, sugamano e via a far schifo in il torrente. E quindi dove abito oggi? La porta aperta perché è già abitato. E siamo più o meno a qua, ma il bello dopo è da quelle bande lì. Adesso andiamo. Se ti sei chiesto come paga un vicentino il parcheggio, così 1,80 all'ora, 10,50 al giorno. Niente ne convenia 1,80 all'ora o 10,50 al giorno? Che sia giusto o non sia giusto? Sì, sia mia. No. Che sia giusto o non sia giusto pagare, io credo che bisogna guardare sempre l'aspetto pratico nella vita, ossia a fine il gioco vale la candela, sì. Cioè se io devo rinunciare a farmi, per quanto ingiusto sia, certo, per carità, ma se io devo rinunciare a farmi il bagno in un torrente che sarebbe di tutti per fermare un attimo il mio camper su un tocco di terra che sarebbe di tutti, no, non posso rinunciare che per 10 euro di parcheggio, hai capito? Cioè la privazione della vita non vale 10 euro, dica Francesco. Dica se non che crede Dio caro. Crede che è UFO, crede che è UFO, no? Non sto lì a spiegarti tantissimo dove abbiamo messo il camper, in quanto, come molti sanno, le puntine del mondo, aspetta che mi sgoia a barca, è un sito internet. In questo sito internet ci sono le puntine, ossia le posizioni dei posti, quindi troverai il link Google Maps al parcheggio, all'entrata del torrente, al rubinetto che ho visto in quel cimitero là fuori, tutto quanto. È tutto un giavarotto. Tu un sasso devi fare una coperta. Che posto? Qual è il megliotto? È caldissima! Adesso è buon cammino con qua barca. Benissimo. Allora, sì, mi va benissimo. Dov'è che è Pifonda? Davanti a spiazzetta lì che sì, ti sa, ciao Fufi! Ciao amore! Non mi caghi neanche. Guarda che bei spiazzette e fiori. Guarda che roba. Siamo all'Ire a Furlandia. Aspetta, mi stambo. Guarda che roba. Guarda.
Guarda, guarda, mi ves a capire e portarmi via. C'è il materassino, mia mona, guarda là, il materassino e via. Ecco qua, eccellente, eccellente, bellissimo. Vedi il discorso che dicevo prima, guarda che un addio caro. Chi? Ah, il Fufi! E pensavo squaio, roba del genere. Finché... Ciao, Patato! Fai c'è Paletta, se è bella fresca. Ma dita che l'hai calda, o dita che l'hai fresca, fredda. Dai Monica, dai che ce la fai, se te l'ha fatta tu. Andiamo ad esplorare i pesci. È una tappa consigliatissima, però attenzione ragazzo, voglio dire subito sta roba che può sembrare una sciocchezza. La camminata dista 5 minuti circa dal camper, quindi voglio dire magari portati già la bottiglietta d'acqua, il paninetto, cioè evita di dover andare avanti e indietro, tieniti tutte le cose che ti servono già a portata. Ecco, tipo io ho portato solo l'acqua, potevo farmi un paninetto, roba del genere. Piano. Pasa che te ha dietro. E non lo faria. Ah beh, allontano mi va tranquillo. Far tipo un fiale laguna blu. Ma no, che su. Chi qua? Aspetta, non adesso. Tutte te. Chi ha fatto il mio? Ecco. Ma dove va Zon? Dove va Zon? Per Giorgione! Guarda che opera di arte, che dico sempre ai miei amici, che una pasta così loro non l'hanno mai mangiata, cioè ne hanno mangiate di meglio, di peggio, ma così no. Cosa donna sessualmente attiva, cosa se devo fare là? Aiuto! Dio caro. Chi non si conosce pensa anche che sono cose che facciamo apposta per fare i video. Anderetti allora. Ah, che bello. Cioè mangiare e dirigere il traffico contemporaneamente, fantastico. Prima di darvi la buonanotte, guarda che bel spettacolo. Adesso cos'è? Cioè, hanno creato questo effetto di luce, a sassa stare il lampione in mezzo ai coglioni, che ti fa intravedere appena appena il castello e la torre dell'orologio. Molto bello. Io prima di andare a dormire volevo un attimo, perché so che tanti ci tengono, rifar vedere il mostro delle tette. Ecco qua, qui c'è anche la pianta della vagina là in fondo e basta, notte a tutti. È stata veramente una giornata bellissima. Adesso ti entro in quella parte dove le puntine del mondo diventa un telefilm e ti parla, ti descrive cosa si sta vivendo nel dietro le quinte. Ti confesso che c'è una leggera, passami il termine, ansietta per domani, perché abbiamo visto il meteo e nelle icone ci sono tanti fulmini come non ne abbiamo mai visti. Vabbè, è vero che la temperatura dovrebbe essere sui 30 gradi la media e abbiamo i K-Way, però dovrebbe arrivare che Dio la manda. Vabbè, ormai l'abbiamo fatto e va bene, dai, vediamo domani cosa succede. Oh, Riccardo Fogli, e guardo il mondo da un oblò
No, il mondo, guardo un albero, mi annoio un po'. No, non ho ancora questa fortuna. Non ho ancora la fortuna di annoiarmi. Un momentino, ragazzi, un momentino, voglio dire una cosa, nulla di importante, ma voglio chiacchierare. Capita anche a te, capita anche a te. Ci sono quelle serate che niente, non vuoi dormire, dici che non riesci a dormire, però per alcuni di noi il punto è che non vuoi dormire, perché dormire, magari non ci pensi razionalmente, ma per alcuni di noi dormire significa tipo, passami il termine, morire per qualche ora, perché quando dormi, cacchio, non sei cosciente quando dormi, hai capito? E soprattutto nei casi in cui, tipo oggi, hai avuto una bella giornata, vedi che è tutto bello, e perché devo finire? Cioè, hai capito? E ci sono queste, diciamo, insonnie che poi ti rovinano, passami il termine, la vita, ossia il giorno dopo. Cioè ti rovinano una vita nel senso che poi la giornata dopo è pesante, al lavoro non rendi perché sei appesantito, cioè tutto è meno bello perché hai sonno, sei appesantito, no? Il trucchetto che io posso dare, è un trucchetto pratico, è di leggerti un libro, possibilmente con carta opaca, possibilmente abbastanza, passami il termine, complesso, non complesso nel senso che usa termini, non so, tipo un adorno che devi leggere col dizionario, no, tipo, non so, anche, fammi pensare, chi è che mi fa prendere tanto sonno? Ma anche un Galimberti, insomma, che è una grandissima persona, una grande testa, però ci fa fare dei ragionamenti ai quali noi non siamo abituati e pertanto ci stanca il cervello, cioè è un bello sforzo, ci stanca in senso buono, no? È uno sforzo, ok? E quindi quello fa addormentare, contemporaneamente, se possibile, con una luce calda fioca, cioè non fioca che proprio non leggi, però insomma una luce calda si intende è il colore che emana la luce, non calda nel senso calda è temperatura che fa caldo, e fioca a poco, perché sai che la luce per natura sveglia l'uomo, perché quando l'occhio riceve i raggi solari, il cervello, precisamente l'ipotalamo, interpreta questo segnale come è ora di svegliarsi e quindi dà quegli impulsi al cervello e di conseguenza al corpo di mettere in moto tutto, che inizia la giornata, inizia l'avventura. Invece no, un cazzo, Dio caro, se una luce sta buono, sta fermo. Quindi poca luce. Deleteri sono gli smartphone, cosa che io uso spesso. Io purtroppo sono rientrato in questa dipendenza da smartphone. Io purtroppo perdo, e non c'è termine più appropriato per descrivere questa cosa, perdo le ore a guardare le zoccole su Instagram piuttosto che le coglionate, inutili, che però, non so, c'è sempre, scrollando queste cose, questi reel, queste informazioni veloci, c'è sempre quell'aspettativa che ci sia qualcosa di utile, no? nei successivi. Un po' come, non so, sfogliare un volantino di offerte, dice questo no, però alla fine, ragazzo, vai avanti ore e ore a dire questo no, non arriva mai la cosa utile, interessante, ma soprattutto contemporaneamente questa diavoleria che ti passa le cose inutili emette delle luci artificiali, soprattutto certi telefonini meno gentili che danno più luci azzurre, si chiamano, che cazzo tengono sveglio il cervello, quindi ti creano insonnia. E così, ragazzi, magari non per tutti, ma per la maggioranza di noi purtroppo è così. Le luci, soprattutto quelle blu si chiamano, ti tengono sveglio. Solo che sì, voglio fare un video, guarda, solo che inquadro, lo blocco l'albero che si muove, esatto, sì. Ne parlavamo con gli amici prima che mi dicevano sarebbe bello leggere un libro al posto di guardare la TV. Io ho detto, no, insomma, attenzione ragazzi, non è facile. Non è che puoi leggere un libro così. Allora, un conto è leggere, e un conto è capire, e un altro conto è cosa stai leggendo, cioè puttanate o un libro che ti fa usare la testa, perché se mi vai a leggere, o meglio a capire, ok, un libro che ti fa usare la testa, è pesante come cosa, cioè pesante nel senso che è stancante, tu non puoi, cioè anch'io non posso dopo una giornata di lavoro
mettermi a leggere un libro, non ce la faccio. Io ora ho un testo bellissimo di Roussel, che è una specie di suo regalo che ha lasciato, che parla della felicità, rivolto a tutte le persone infelici o anche leggermente infelici, che ha spiegato le varie cose che portano l'infelicità, i piccoli trucchetti che portano alla felicità. Per carità, essendo un dono rivolto a tutti, lui è molto gentile con le frasi, cioè gentile nel senso che si fa capire. Però comunque ragazzi, non puoi paragonarmi un Roussel a un reel di Instagram con le zoccole, hai capito? Cioè per il cervello sono due pesi completamente diversi. Cioè stiamo parlando di sollevare 1 grammo, come fatica a guardare i reel delle zoccole, e a tirar su 100 kg, insomma a seguire un testo di Roussel, insomma ecco. Quindi ho detto, purtroppo non tutti hanno la fortuna di farlo, non sempre. Io adesso non ce la faccio. Preferisco o ragionare da solo, in questo caso con te. Questi sono ragionamenti che avrei fatto anche da solo, però ho detto approfittiamo, accendiamo il telefono, registriamo questa cosa. O se no niente, purtroppo è vivere di passività, cioè guardarsi le minchiate su Instagram e quelle cose lì. Perché purtroppo, ripeto, l'intelligenza richiede energia. Vabbè, insomma, poi si parlava anche del vero significato di leggere, ok? Che io lo collegherei a una bellissima frase, mi pare di Umberto Galimberti, mi pare fosse sua, che diceva: io non leggo per sapere, ossia per acquisire nomi, ok, e passività, date, ok? Ma per imparare a pensare, e questo è bellissimo. È quello che io da anni chiamo le formule, no? Che le uso a giocare con degli esempi assolutamente inventati, perché alla fine questi dati, ok, che servono per far funzionare le formule, sono assolutamente inutili. Sono le formule che ti servono a vivere, a saper vivere. Okay? Quindi quello che voleva dire Umberto Galimberti, spero che veramente che sia lui che abbia scritto sta roba, è che è importante avere una mente elastica, libera e consapevole, che ti consente di capire e muoverti nel mondo e nelle informazioni, e non una mente passiva e stupida che riceve delle informazioni e non è capace di capirle o di discernerne il valore. Ogni tanto mi impapero, non sta a considerare solo la stanchezza, considera anche gli spritz e birre e gli amari. Questo anche per dire un consiglio che ho dato a me stesso e vorrei dare anche agli altri, è che a volte quasi ci vergogniamo di noi stessi, no? E quando ci impieghiamo in certe letture non le capiamo, perché magari non ne abbiamo la sufficiente energia psicofisica per affrontarle, piuttosto che magari ci mancano certe basi, certi mattoncini, certe conoscenze, no? E quindi andiamo avanti a leggere, ma leggere significa quasi un po' un parlare a voce alta senza capire che cazzo stiamo facendo. E questo è un po' come in tante altre cose della vita. Quindi uno dei miei, oddio no, non è uno dei miei consigli, uno dei consigli che si è sempre dato e che ho imparato dagli altri, che tramando a te, cioè non questa cosa mia ma questa cosa appunto degli altri, è l'umiltà. L'umiltà cosa significa? L'umiltà è riconoscere i propri limiti, le proprie deficienze, perché quando tu riconosci un tuo limite sei propenso alle soluzioni, sei propenso alle correzioni, hai capito? Quindi io, ritornando a questo esempio concreto e reale, è accaduto anche pochi giorni fa, quando io magari non riesco a capire un libro, non devo far finta di aver capito e andare avanti. Devo riconoscere che io non capisco un cazzo, che magari ho il cervello indebolito, ho una scarsa cultura, tutto quello che vuoi, e ritornare indietro, oppure abbandonare anche in pace quel testo. Tipo io ho abbandonato Parole nomadi, visto che stiamo parlando di Umberto Galimberti, come ho abbandonato, non so, Spinoza. Ho anch'io i miei limiti, ma è importante conoscere questi propri limiti per vivere bene e per crescere. Che non mi bestemmierà solo perché siamo in video, guardate la potenza a volte. Vedi tu?
Anche se non vedi il telefonino, se ti senti 4 porchi e 4 madonne. Oh, guarda che belli medici. Guarda, la scioretta che stende il bucato. Quello che taglia l'erba, guarda che bello. Che figata Dio, caro. E mica in bicicletta. Voglio far vedere alle nuove generazioni, magari non conoscono sta roba. Secondo me non la conosce perché non si usa più. Dai, non ho mai più visto in negozi di scarpe. Te dai via do Ma no, sta qua serve invece, si chiama calza scarpe, serve, non sta a fare illustrazioni ambigue, serve per esatto far scivolare le scarpe, perché una volta non si aveva tempo per star là a slacciare scarpe. Anche adesso. Vabbè, anche adesso, perché noi siamo grandi imprenditori, ovviamente scherzo, che non sa tempo per ste robe, quindi si ha bisogno del calzascarpe. Ovviamente scherzo, però è vero che è un calzascarpe. Tu contatto, ma che ieri si vede anche i cantanti sardi che cantava? No, Ti sei a Piticagno Asado, ti ricordi? Là, tutti. Concertino? Cioè, bello concertino sardo, i Friuli. Siamo pronti ragazzo, è arrivato anche Omar, abbiamo anche Valentina e Mia, cioè Mia se vede il nome. Curiosità, sta ragazza bruciatissima fa praticamente acrobazie sopra i cavalli, questo sport si chiama? Esatto, cioè non è che lei è matta che va a fare, come si dice, equitazione dopo, no, è proprio uno sport, credo che vuole equilibrio. Abbastanza. E coraggio, E anche. tradotto in italiano coraggio. Sì, infatti non so se il treno poi saiamo e poi biciclette, senti che roba? Sarà 5 gradi qua dentro? È già partito, non neanche accorto. Ma se la partenza è così non serve legarla sotto. Ok, formazione turistica, forse non tutti sanno. La bici va messa così storta, se no ti sberli i razzi. C'è qualche... Guarda il panorama intanto che ti spieghiamo che c'è qualche problema col climatizzatore. Porca miseria. Oddio, che fuori. Madonna, che freddo, fioi. Miseria. Fa freddo! Sì? È un frigo, Dio buono, non sei? Volevo far notare come sono i treni senza maranza e gente diciamo strana. Guarda, massima pulizia ovunque, non trovi cartine, niente, guarda. Ordine e pulizia. Bosco Verde, credo, aspetta, sì, Tarvisio Bosco Verde. Allora, io ovviamente non so nulla, parlo senza cognizione di causa, però secondo me con quello che costa un elisoccorso non si può stare tutto sto tempo fermi qua, se no ti mandavi in ambulanza, cioè doveva essere già su, doveva essere già partito. No, dopo ripeto, io sono l'ultimo che può giudicare e parlare di queste cose, perché proprio non ne so assolutamente nulla, da ignorante mi nasce sto pensiero. Di noleggiarti una gravel? Sì, sai che quasi quasi avrei fatto bene, solo che non c'è. Scusa? Perché volevo provarla. Ah, per provarla? Sì. Ah, ok. Questo sarebbe stato il dopo per provarla. Sì, sta strada sì. Ragazzo, questa è l'Alpe Adria col sole, in un luglio. Non c'è niente più avanti. Ah sì, è vero, ambulanza. Comunque se gassi più Sì, perché purtroppo anche qua ci sono subito fenomeni che passano i 60 all'ora con le bici da ciclista e sicuramente... Tanto per tenerlo chiuso. Ok, ritiro tutto, lo hanno caricato in elicottero, solo che però è da 20 minuti che l'elicottero è qua fermo, è quello che mi fa strano, vabbè, lo ripeto, sono ignorantissimo, quindi sto dicendo cose sicuramente senza senso. Speriamo nulla di grave. Ragazzo, è probabile che nella puntina non lo trovi in quanto prendiamo molti paesi, però ti ho segnato, se vai nel sito a scaricare posteggi in libera dei camper, questo grande posteggio all'ombra sull'erba, il quale poi, guarda, lì ha anche il rubinetto. Io ho la mappa anche dei rubinetti, siamo quasi a 500 rubinetti. Dimmi Ste. Oltre a qua, sotto, No, sotto il cavalcavia lì, le altri parcheggi per stare in libera col campo. Beh, adesso che passiamo il segno in mappa con là. Ah sì, che passi in parte, però sì. E con questo sono 477 rubinetti. Al filo anche. Sì, con me vertigini. Guarda una volta come che era sceso via. Un tocco di ferro, ma letteralmente, guarda. Aspetta che te zoomo. Guarda che mestieri.
E ti andavi su con qui, tutti contenti, guarda, Tosetta contenti, andiamo incontro a morte, sì, che bello, guarda. Allora, vedi tu là, vedi tu, adesso ha tutti robe ai tech, eccetera. Un po' anche questo, secondo me, la ragione della crisi, perché noi ci stiamo abituando a troppi lussi, a troppe cose, diciamo, conformi a questo, quello e quell'altro, e costano. Cioè, quanto costa di più secondo te sta via qua rispetto al tocco de ferro della Tosetta qua nonna che andava su 50 anni fa? Bene ragazzi, che l'Alpe Adria abbia inizio, io non farò altri video, nel senso non spiegherò niente, in quanto te l'ho già fatto. Vai a cercare le puntine del mondo Alpe Adria sulla ricerca di YouTube, e lì è tutto spiegato e mostrato correttamente, insomma, ecco. No, a dire la verità abbiamo fatto un documentario di noi altri che sembra che ghemo in osteria, però vabbè, non vale la classica gara di aerodinamica, no, pedalato, non vale. Appunti interni per me stesso è fattibilissima da fare in roller, nel senso che non è troppo ripida. Meglio sarebbe, che animali sono? Lama? Eh sì, guarda che sono dei lama. E meglio se con qualcuno in bicicletta davanti, dove tu ti puoi fermare. Sì, guarda che sono lama, andiamo a vedere i lama. So, i roller sarebbe bella da fare alla pista di pump track. Allora, va in pena, bute alta. In teoria la regola sarebbe che tu, che devi fare tutto il giro utilizzando lo spostamento del corpo, pertanto senza pedalare. Infatti il fine è quello di percorrere questo tracciato senza pedalare, sfruttando solamente la spinta pump track. C'è un... aspetta ragazzi, quel camper come ha parcheggiato lì? Come parcheggi? Che mi sembra un bel parcheggio, in più c'è anche il barettino, c'è il rubinetto lì, eventualmente alla sera passi con la cosa. No, io me lo segnerei questo, c'è anche la pista pump track, mi segno. Sto segnando tantissimi bei posti per il camper e anche rubinetti. Andiamo tutti a rovinare l'intimità di Francesco che vorrebbe fare la pipì. Stamattina che non l'ho fatto. Dai. Non ce la faccio io su sedere il cervello. Mamma mia, guarda che bestie di strutture, guarda che visto da sotto, come dicono i furlani, fa spessore. Vai in galleria, cotietosia. Cosa? Eh sì, inizia a piovere. Vabbè, abbiamo il K-Way, lo strumento indispensabile, ragazzo, del ciclista, in quanto è un accessorio che non solo ti difende dalla pioggia ma anche dalle discese. Di solito quando vai in montagna tu sali, sei tutto accaldato, e dopo in discesa voglio vederti te. Eccola, tempismo perfetto, K-Way, Tessero, Quersete e ciao! Esatto, sta venendo giù a mastelle. Vabbè dai, volevo drammatizzare un po', è andato via, c'è il sole. Sì, il sole con la pioggia. Sinceramente, sarà che io sono un po' sbainato, e da una parte anche sbainati i miei amici. Con la pioggia è divertente, e questa è la sbainatura collettiva. Per quanto riguarda la sbainatura soggettiva è anche affascinante, cioè secondo me, non lo so, vedi tutto sotto altri colori, è ancora più bello. C'è anche sti cartelli qua, in realtà se verde e viola. Dalla Furlandia con furore io attraverso questo ponte, guarda che belle spiaggette sotto, non di qua, di là. Bello. This is Furlandia, lo ricordo. Ciclabili, ruscellabili, perché là hai sempre tutti i ruscelli, i torrenti per fare il bagnetto, e montagnabili, poco, perché se montagna un fiaccoine montagne, però attenzione che se tante Furlandie. Cosa? Abbiamo fatto la Pippi Life qua. Cosa che abbiamo fatto qua? Pippi Life. Pippi Life se aveva fatto qua. Ah sì? Sarà ancora la nostra pipì che ha fatto posse naturali, può essere? Posse naturali? Sì. Nuvolo, metà luglio, aria tiepida frescolina, non dico altro. Ascolta Omar che ti dice dove siamo, dov'è che siamo Omar? Al vecchio confine Italia-Austria. Quello prima della Grande Guerra. Quello prima della Grande Guerra. Quindi l'Italia sarebbe iniziata da qua. Esatto. Fino adesso eravamo foresti. Qui Tarvisio era Tarvisien. Ok. Il frigorifero. È finita! Cesco! Sti che ecco. Consiglio il K-Way solo per questa galleria. Sarà durata 2 km, 3 km, non lo so. Wow. Vino bianco e 4 negroni.
Ma no in senso di quei decore, se un cocktail IBA, International Barman Association, che è un'organizzazione che ha registrato 128 ricette ufficiali in tutto il mondo di cocktail. Perché abbiamo fatto non so quanti sbalzi termici. Rino, fa la piffina che a Malta, guarda che bello, mamma mia, ara che alti, come 9 tonnellate, che passa in biciclette, ho voluto, oddio, non guardare sotto. Mona, io che ho guardato sotto, unissimo me, queste vertigini non devi guardare sotto, che vedi sotto, caldo freddo, forno frigo, un'esperienza climatoriale fantastica, c'è questa arietta che è mille volte più bella di tutti i panorami che abbiamo visto. Cos'è che a lei, mi scusi? Ma che multa di... Io fuoco a tutto, io fuoco a multa, io fuoco anche al vigile. Un'altra ambulanza, però ti assicuro che non fa caldo, ci sono 21 gradi centigradi, lo so, siamo a metà luglio, ma ci sono 21 gradi centigradi e questa arietta piacevolissima. Cosa mi segna? Il Garmin mi segna 25 gradi, vabbè, ma il Garmin non è preciso. Cioè, si dice proprio l'arietta fresca. Ara che bella cascata, Ara. Beh, Ara anche sora, Ara. Beh, foto finale, questo è un rito, un punto simbolico, dove ti spariscono perfino le vertigini guardando giù, da quanto bello è. E beh, forse in camera non si vede, perché là c'è tutto torrente, il tagliamento è stupendo, e è il ponte, diciamo, di Chiusaforte, perché poi c'è la stazione di Chiusaforte. Ugane, come fa a passare qua Ugane? Ho paura io, guarda sotto. Ugane! Ah no, tranquillo, guarda, ma pensa. Mi sa che qua ci passava il treno un tempo. Pim pim pom pim, senti. Pim pim pom pim. Ai. Eccola qua, la famosa stazione che da una vita volevo andarci, ma ho sempre trovato chiuso, di Chiusaforte, provincia di Udine. Ecco qua, bar. A bar. Un'altra tappa simbolica è la stazione di Chiusaforte, che in realtà, come tu puoi ben capire e dedurre, è un bar, in quanto essendo questa, come tante altre in Italia, un'ex ferrovia, ora è una ciclabile, e tutte le ex stazioni o sono raramente abitazioni private o sono appunto bar locali, bar. Che bella che è la vita va ciucciata come uno spritz, perché poi finisce. Infatti adesso, per mettere in pratica un po' questa mia teoria, vado a ciucciarmi un altro spritz in te stazione del Resiuta. La cascata, guarda che c'è il dinosauro qua, guarda, aspetta che faccio vedere. Guarda che bella qui, sì, qua eravamo andati, fioi. Siamo andati qua sotto. Che dicevamo è che no, oggi non c'è caldo per fare il bagno qua, è una bellissima piscina naturale, là basta scavalcare, non c'è nessuno che ti controlla, vai dentro. Adesso me la segno nelle mappe, però non c'è la temperatura per fare il bagnetto qua oggi. Adesso hai voluto fare il bagno? Sì. Dai che ti aspetto, vai. Ma non ho il costume, vai in mutande. Rettifico, non è chiuso, non devi scavalcare, c'è la ringhiera fin là, ma poi vai dritto e là c'è la discesa. Sì, ecco qua, vai che te porto, te faccio vedere un attimo come che funziona qua. E così, adesso vedo se segnarmela appunto. Qua si va da altre parti, non so dove. Sì, vedi, ecco, di qua è aperto. Aspetta che passo da qua. Qua ti scendi da qua. Dai, buttate, dai. No, Thomas, no. Io no, te faccio una foto. Fermola. Ma è perfetta come piscinetta. Se fosse il sole sarebbe perfetta. Peccato che non... Sa da pipì però, secondo me. L'usa, sa da pipì. Qua. E devi fare pipì qua.
Proprio qua. Ecco, vedi che ora sono? Ma allora gli ha fissato. Marco Canca, Sky. Ah! Fiume Bella, buongiorno Vertigini, come andiamo? Ma guardi bene, lei è casa qua a Sizzelo, guardi proprio sotto di me. Dove lei non deve guardare? Ah sì, certo, perché sta nel centro? Perché non facciamoci troppe domande. Quando accadono queste cose, queste ansie, queste paure, dobbiamo sminuirle. Tipo qua a pensare ad altro, viaggiare leggeri, viaggiare stupidi come nella vita. Gli stupidi sono fortunati perché meno cose sanno, meno preoccupazioni hanno, meno male vedono. È una cosa importante. Ecco qua, così ho attraversato tranquillamente il ponte. Ne avevamo già parlato, ma alla fine dei conti voglio ricordarti che è un giro che non ti lascia insoddisfatto, cioè, insomma, comunque 70 km non sono pochi, non è proprio tutta discesa come immaginavo, abbiamo dato, vabbè, insomma, comunque nulla di stancante assolutamente, è una cosa fattibile per tutti. Naturale. Faccio vedere l'ultima tappa sprizzesca. Ricordo, ti ho trovato tanti bei posticini per il camper, addirittura tutti con rubinetto, quindi proprio, cioè con rubinetto, anche con fontanella, senza la filettatura, quindi ti devi portare via, come dico sempre, l'annaffiatoio. Rallenta, slow down, si del vecchio quella tesa a rallentare. E qui a Resiuta ti fermi, so che si può mangiare dentro la locomotiva, adesso vediamo se si può anche bere lo Spritz. No dai, Sì, dentro. come volete, è carino, Sì. no? Guarda che bello, che è anche il coso. Sì, no, così gli era da verso ai finestrini. Cioè, fa caldino, cosa facciamo? Ci mettiamo, boh, non so, scegliete voi, io non c'entro. Aspetta, sei a Resiutta, io specifico perché veramente non riesco a capire come mai la GoPro e il telefono non mantengono i video sincronizzati come orari, visto che la GoPro l'aggiorno sempre, gli faccio l'aggiornamento orario, vabbè, pazienza. È vero, questa è l'area camper, parecchio costosetta, adesso non mi ricordo quanto, però effettivamente, come ha detto Francesco, io mi sono messo qua fuori, cioè, se non hai bisogno di corrente o acqua ti metti qua fuori. E qui alla stazione di Resiutta ci voglio venire assolutamente a cena con Alessia, bisogna vedere cosa fanno, adesso non so il menù, adesso do un'occhiata, però guarda che dentro è veramente molto carino quel vagone là, beh, l'hai visto prima, dai. Beh, tanto che lui riparla dei serpenti e degli orsi che gammagna in Canada, mi penso al Spritz, mamma mia che posti, bellissimo. E là voglio andare a cena, dentro là, che camper di van life d'epoca, attento, come faccio? Dove ho? Guarda qua, guarda che questo è un camion dei pompieri d'epoca, attento, guarda che rassa di impiastro, Dio caro. Ara che rassa di gallerie, ara. No. Sì, vabbè, ma aspetta, lo dico in video che magari dopo non viene fuori. Allora ragazzi, noi tutti avevamo un ricordo molto alcolico di questa Alpe Adria, che se l'abbiamo fatta 2 volte, ma tutte e 2 le volte erano esperienze molto alcoliche, quindi non è vero, ritiro tutto quello che ho detto, non è vero che è tutta discesa, c'è da pedalare, insomma, ecco, c'è tanta discesa, la maggior parte è discesa, ma c'è da pedalare. E seppur siano tra virgolette solo 70 km, insomma non è una roba che fai in un'oretta e mezza, ecco, quello voglio dire. Che spettacoli, non finisce più, ma è solo un bene, finché non ci granina in testa, è solo un bene. Guarda quanta gioventù che si appresta e si unisce. Ah, la gioventù, quel tempo dove tutto fiorisce, impenna e va su poi fuori. Guarda che bella cesetta. Pensa che da ogni cosa della vita tu puoi trarre un insegnamento, tipo oggi ho imparato a fare il tacchino, attento. Bello, benzone, un altro campanile, è bella benzone, ci venivo sempre in moto. No, non sono mai stato. No, bella, devi vedere quando c'è il periodo della lavanda. Ah, il profumo d'estate, che profuma di estate. Mi pare quasi una pubblicità dell'estate, invece no. Prendere la rincorsa quando si fa sera, quando tra le gambe c'è una bici con la filettatura al contrario.
pensi che domani butto l'antibloccaggio di nuovo, ma dici questo proprio non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, perdere il pedale quando si fa sera. Che giornata bellissima. Questo, come sempre, per il 3B meteo era la nuvola con i 3 fulmini, cioè tempeste, uragani, morte, mucche che volano, così. Allora, un po' ti riprendo questo pezzo perché questo non l'avevi mai visto. Siccome eravamo sotto sostanze alcoliche, abbiamo fatto il giro per i monti e per i campi. Questa invece è la parte ufficiale che ti porta a Zemona, ok? Vedi, senza lupi, senza cobre, anaconde, alligatori, così, tranquillo. E Mieti e Tony, scendai a Zemona, neanche una vecchia per fare veda quanto che ho imparato bene verso il tacchino. Guarda, bella Matti, c'è un campeggio, guarda. Sta arrivando un temporale di quelli veramente importanti. L'unica cosa che fa paura è la grandine, ed è una cosa che dovrebbe far paura a tutti i camperisti, perché ciò fa danni, fa veramente danni. Destra là, carico di emergenza, andando finché non inizia il tempestone, mi carico così, non sposto il camper, quindi non gli tolgo l'oscurante. Sta arrivando un nero, ma non nel senso uno che ovviamente ti suga mani, ma un nero veramente importante. Vabbè, intanto non ce lo siamo presi in bici, quindi intanto siamo sicuri. E dopo c'è sempre la paura dei vetri, degli oblò, dei pannelli, è così, so, quando si in giro è così. Tempismo perfetto. Vai stronza, vai, eccola, boh, è andato. Vai che ti inizia a diluviare. Tempismo perfetto, tempismo ultra perfetto, neanche farlo apposta, incredibile. Boh, ciao fioi. Ogni tanto mi chiedete più informazioni su questi condizionatori perché avete dubbi, ne ho parlato più volte. Provo a riassumere il tutto nella maniera più estrema possibile. Di giorno, se non copri bene i vetri, non fanno un cazzo praticamente. Cioè, ovvio che è meglio tenerlo acceso che non... No. In certi casi forse è meglio tenere le finestre aperte piuttosto che avere questo acceso e le finestre chiuse. Dipende da come è fatto il tuo camper. Ciò nonostante, io, guardando nel complesso, perché ce l'ho da anni, lo uso da anni, sia nelle aree camper con colonnina che col generatore e adesso sotto inverter con le litio, ti dico che sì, ti cambia tantissimo l'esperienza del camper. Cioè qua veramente eravamo sotto una bomba d'acqua, c'era una cappa di caldo, in più anche la faticata e tutto, si moriva. Ho acceso il deumidificatore, adesso c'è quest'aria pulita, asciutta, quindi certo che te lo straconsiglio. Sì, è una spesa importante perché purtroppo, ripeto, i pezzi per camper abbiamo visto, l'ho detto e lo ripeto, sono pattume venduto a peso d'oro, però ragazzi bisogna scendere a compromessi, purtroppo. Sì, non vale assolutamente tutti quei soldi, però se tornassi indietro lo riprenderei altre 30 volte, insomma, ecco, quello voglio dire, sì. Porto qua, di diluvio. No, io non mi muovo. Un attimo e tra una vale, tieni conto. Che roba? Aspettiamo ancora un attimo e dopo andiamo. Sì, no, io e Francesco dormiamo qua. Ok. Sì, perché siamo stanchi, cazzi e mazzi, quindi no. Sì. Dormiamo qua. No, ragazzi, allora ci si vede la prossima volta. Anda, vai adesso. Aspetta che servo per... Siamo qua un 10 minuti, un quarto d'ora che spalli un attimino. Ok, vabbè, ora beh sì, per forza dobbiamo salvarsi al telefono. Guarda che diluvio. Siamo in cuina, siamo alti, stiamo tranquilli. Fa sempre paura qua. Buon, oro. Ciao Besse ora. Va bene? Beh, Mieti, se vediamo al weekend in moto, se non riesco tempo. Sì. Oro. Andiamo venerdì sera noi. Fatta. Ok, forse il brutto deve ancora iniziare. 107 ampere di guadagno in corsa. Questo per dire solo che funziona. Funziona. Magari non tutti sanno, si potrebbero chiedere cosa te ne fai d'estate. Quest'anno ti rispondo, ho iniziato a usare pesantemente il clima o il umidificatore. Tutta un'altra vita, c'è camper bello, freschetto, asciutto, c'è che dormi, che è un piacere, bellissimo.
Quello da matti, la levetta che mi sono fatto fare, cioè io la reputo indispensabile no, però molto molto intelligente. Cioè tipo adesso è venuto fuori il sole, sta caricando tantissimo, cioè io calcolo bene o male l'energia che mi serve, le ore che ci vogliono per arrivare al pieno 100% e così mi regolo di conseguenza. Cioè tipo adesso ho messo solo il 30 ampere, hai capito, di CDC, anziché mettere il 60 o 90, e in questa maniera freno meno il motore, lascia stare il consumo meno, freno meno il motore, il camper lo senti più scorrevole, perché giustamente l'alternatore deve lavorare meno, no? Ecco, adesso addirittura lo spento, i DC mi stanno dando 0 ampere, nel senso che sono spenti tutti, perché non servono, l'ho detto tante volte, basta. Guarda, vedo bene Amy, vorrei azzardarmi a dire che passa l'estate, perché la vedo proprio bene. E il caldo cancarone l'ha passato, vero Amy? Sì. Tipo Mint il Mac, l'emulatore per Windows e la questa tipo spore che lo gioco pezzo. I got a video, okay?